Jesus will be was said to Mary even before Jesus was born. Perché ogni cosa che Gesù fa era già stato detto a Maria. There are some ladies today who does not know desire of men for honor. Ci sono molte donne oggi che non sanno il desiderio degli uomini Per onore. per onorare gli uomini. They don't know the desire of men for respect, Non sanno il desiderio degli uomini per il rispetto, for caring, per avere cura, per praises. per lodarli. Amen. Yes, they complain E si lamentano that the man is not lovely, che l'uomo non è amorevole, that the man is not caring, che l'uomo non è uno che prende cura. non prende cura degli altri. Yes, because you did not know what you're supposed to know. Sì, perché non sai quello che dovresti sapere. You did not know what you're supposed to know as a lady. Non sai quello che dovresti sapere come donna. And there are men who does not understand that women need caring also. E ci sono uomini che non sanno che le donne hanno bisogno di cure, They need communication, hanno bisogno di comunicazione, they need affection, hanno bisogno di affezione, they need love, hanno bisogno di amore and they need pampering. e hanno bisogno di Essere curato. essere curati. Yet they complain Quindi si lamentano that the woman is not a lovely woman, che le donne non sono delle donne amorevoli, that the woman she's always nervous che le donne sono sempre nervose, and naggy, because you did not know what you're supposed to know. perché non sanno quello che dovrebbero sapere. That's why Jesus said to the woman, say you're supposed to know. E per questo Gesù disse a sua madre: dovresti saperlo. He said you're supposed to know me by now, Dovresti sapere già come sono io, based on the relationship they have together. basato sulla relazione che avevano insieme. You know, in every relationship you need to take your time to study somebody. Perché sai, in ogni relazione devi prendere il tuo tempo per studiare quell'altra persona. It might be marital relationship, Che sia una relazione it matrimoniale, might be working relationship, che sia una relazione di lavoro, it might be your relationship with Christ. o la relazione tra te e Cristo. You need to take your time to build that relationship. Devi prendere il tempo per costruire quella relazione. That's why the Bible says in the book of Mark, Per questo la Bibbia dice nel libro di Marco, in the book of Mark 14 verse 8, Marco 14, verse 8, she did what she could. lei ha fatto ciò che poteva, She poured perfume on my body ha anticipato l'unzione del mio corpo to prepare it ahead of time before my burial. per la sepoltura. Jesus was saying that this woman prepared him ahead of time. Gesù disse che questa donna l'aveva preparato prima della sua sepoltura. Because this woman came to establish
studiato Gesù sa che Gesù è un uomo che ama. Lui non può stare lì e vedere le persone soffrire, lui non può stare lì e vedere che è finito vivo, le persone hanno bisogno. È detto soltanto quello che lui dice di fare, farlo. Questa è dimostrazione che la mamma ha studiato a quell'età di 30 anni, lei ha capito che figlio ha lei. Tu come una mamma, come stai studiando tuo figlio, i tuoi figli? Lo stai studiando o lo stai dicendo è troppo, c'è la testa dura, io ormai sono stanca, non riesco più a gestirlo? Devi prendere il tuo tempo di studiare i tuoi figli. Come una moglie, devi prendere il tuo tempo di studiare tuo marito. Se tu vedi questo, è passato anni, non è una cosa di un giorno, non è una cosa di 2 mesi dopo. È passato un paio di anni, però lei si è riuscito a studiare, lei si è riuscito a comprendere che io ho un figlio che è un figlio meraviglioso, è un figlio che non può chiudere gli occhi, è un figlio che quando qualcosa non va c'è sempre lui che li mette a posto. Amen. Che cosa sa tu nella tua relazione? Come una donna single, che cosa sai di uomini? Come un uomo single, che cosa sa delle donne? Tu stai cercando un compagno, tu non sai niente di uomini, non sai niente delle donne. Tu quando vedi piccole cose dici tanto tutte le donne sono uguali, tutti gli uomini sono uguali. No, tu devi sapere le cose, devi prendere il tuo tempo di studiare uomini, di studiare donne, per conoscere che cosa hai bisogno. Su ogni relazione, come ho detto prima, può essere relazione matrimoniale, può essere lavorativa, perché ci sono alcune persone oggi, posto di lavoro, non hanno un buon rapporto con nessuno, lamentano sempre, cambia. Io ho visto persone che cambiano posto di lavoro ogni anno. Se non è venuto crisi, ci sono le persone così. Adesso che c'è crisi, ognuno aggrappa al posto di lavoro, nessuno lascia più posto di lavoro. Prima invece cambiavano. No, questa non va bene, quell'altra non va bene, c'è il mio compagno di lavoro che mi sta disturbando, io devo andare via, adesso trovo un'altra. C'è le persone così. Non riescono a costruire una relazione lavorativa, non riescono a costruire il matrimonio. Ci sono le persone che saltano da un matrimonio all'altro, ci sono uomini che saltano da donna all'altra, non riescono neanche a sposare, perché per loro tutte donne non vanno bene, per loro tutte donne sono uguali, o per loro tutte donne sono così. Invece di prendere il loro tempo di studiare che cosa è veramente bisogno una donna. Applauso a Re. Io lo so che Dio che me l'ha dato
papà devi essere così. Alcuni oggi noi ascoltiamo quello che le persone dicono noi dei nostri figli fuori. Tu devi conoscere di più il tuo figlio, non il professore, amen. Lo so che il professore passano ore, 5 ore, 7 ore con loro, però tu che sei loro madre, tu che sei loro papà, devi conoscere loro più di chiunque. Devi conoscere, devi sapere. Per questo Gesù ha detto alla mamma, tu devi sapere che io sono qui per fare questa. Non devi meravigliare, non devi preoccupare, non devi cercarmi, perché io sono il Salvatore. Amen. Facciamo un grandissimo applauso alla nostra Dio. In Luca 8, del 19 al 21. Sua madre e suoi fratelli vennero a trovarlo, ma non potevano avvicinarlo a motivo della folla. Gli fu riferito: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e vogliono vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Amen. Gesù ha concluso la parola azione e lui ha detto: quelli che ascoltano la parola di Dio, quelli che mi amano, quelli che valutano le mie cose, those that establish relationship with me, Quelli che costruiscono una relazione con me, those that share my value quelli che condividono i miei valori and my vision, e la mia visione, those are my family. quella è la mia famiglia. Those are my family. Quelli sono la mia famiglia. And those that know much about me, E quelli che sanno più di me, about my coming to about my mission on earth, riguardo la mia missione sulla terra, those are my family. quella è la mia famiglia. Così Gesù ha concluso quella parola del relationship. Ha detto quelli che ho condiviso le mie visioni, le mie